Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti all'11° incontro del ciclo Il futuro è sostenibile, che è per l'appunto una serie di incontri organizzati dalla Commissione Sostenibilità del Consiglio degli Studenti, in cui andiamo di volta in volta ad approfondire diverse tematiche legate all'argomento della sostenibilità e ai temi sui quali gli studenti della Commissione si confrontano. In questo incontro in particolare, dal titolo Chiudere il cerchio, andremo a parlare di economia circolare, di rifiuti e del ruolo che questi hanno nella nostra società. Prima però di entrare nel vivo dell'argomento è necessario passare per il momento delle presentazioni. Io sono Alessandro Pecili, uno studente al primo anno di magistrale e coordinatore del gruppo di lavoro sul tema rifiuti della Commissione. Durante questo incontro ci accompagneranno due ospiti che ho il piacere di presentare e ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Il primo è il professor Antonio Massarutto, docente della nostra università, in particolare del DIES, e direttore di ricerca presso l'Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente dell'Università Bocconi, oltre che autore di numerosi articoli e libri sul tema per l'appunto dell'economia circolare, mentre il secondo ospite che ci accompagnerà in questo incontro è il dottor Luca Cadez, ricercatore sempre della nostra università, cultore della materia in geografia, membro del laboratorio di geomatica e in particolare ideatore e realizzatore assieme al professor Amaduzzi del portale del riuso, un'iniziativa della nostra università su cui non mi dilungo molto ma che ci verrà proprio illustrata dal dottor Cadez. Il piano per l'ora che passeremo assieme è il seguente: lascerò prima la parola al professor Massarutto, che ci parlerà appunto di economia circolare dal proprio punto di vista, ovvero da quello di ricercatore ed esperto dell'argomento. Di seguito il dottor Cadez ci parlerà dell'iniziativa del portale del riuso, nata in seno alla nostra università e particolarmente virtuosa, mentre seguirà poi un momento di confronto e interazione in cui i nostri ospiti potranno discutere su quanto hanno presentato, porsi domande e ovviamente lo stesso potranno fare tutti quelli che ci stanno seguendo. Senza perdere ulteriore tempo e senza sia appunto nelle presentazioni, lascio quindi la parola al professor Massarutto per il suo intervento. Eccoci qua, grazie. Io ho preparato, non ho preparato una cosa ad hoc per questa circostanza, perché ormai faccio il giro d'Italia, non in bicicletta ma con vari mezzi, ora più quelli virtuali che quelli meccanici, per raccontare queste cose un po' dappertutto, no? Quindi cercherò di adattare comunque la mia presentazione base a questa circostanza. Il titolo che ho messo spero che sia sufficientemente chiaro, no? Cercherò di dare, andando per flash, visto che abbiamo poco tempo, a fornirvi qualche messaggio, spero utile per inquadrare il discorso. Vado subito avanti. Quello che vedete è una mazza da hockey, spero che la sapete riconoscere. No, perché vi faccio vedere una mazza da hockey? Perché la mazza da hockey è un po' l'emblema di una narrativa che ci sta accompagnando da un certo tempo relativamente a una serie di dinamiche in corso che stanno interessando il sistema socio-economico, ma anche quello ambientale in cui viviamo immersi, no? E che ci stanno raccontando una situazione piuttosto carica di problemi. Vedete, questi sono tutti grafici a mazza da hockey, appunto, cioè che rimangono stabili per un lungo periodo, per decenni, se non per secoli o per millenni, ma che negli ultimi 150-200 anni hanno conosciuto una formidabile accelerazione. Popolazione, PIL mondiale, consumo di risorse, concentrazioni di gas in atmosfera. Vedete che tutti questi grafici hanno tutti più o meno un andamento simile, che appunto viene chiamato in gergo mazza da hockey. Questo è quello che ci fa più preoccupare, è stato anche quello più a lungo dibattuto, no? Il fatto che ci sia una relazione abbastanza evidente fra queste dinamiche e l'incremento della CO2 in atmosfera e fra la CO2 e la temperatura media, con tutto quello che comporta in termini di cambiamento climatico e così via. Ecco, dinamiche di questo tipo hanno
hanno convinto molti studiosi del fatto che la Terra, ecosistema finito, come ben sappiamo, no? Possiede una serie di fattori limitanti che rendono impossibile immaginare delle dinamiche esplosive come quelle che abbiamo descritto poco fa, se queste dovessero protrarsi all'infinito e per sempre. Quindi quelle che potremmo chiamare le nuove colonne d'Ercole, i nuovi limiti allo sviluppo, sono stati identificati in una serie di variabili fisico, chimico, biologico. Ecco, questa è la situazione, quindi c'è una seria preoccupazione che le dinamiche in corso, dei quali l'umanità è protagonista attraverso la grande crescita economica, crescita nell'uso delle risorse, nell'uso delle risorse energetiche e così via, che abbiamo poco fa descritto, ci possa portare a superare, a valicare queste colonne d'Ercole con conseguenze inimmaginabili. Ed ecco che arriviamo a noi, no? Che cos'è l'economia circolare? Questa signora che vedete qui sembra uscita da Guerre Stellari, in realtà si chiama Ellen MacArthur, è stata nella vita, prima di diventare una delle principali attiviste su questi argomenti, una grande velista, ha stabilito il record mondiale del giro del mondo in barca a vela senza scalo, con questo trimarano che vedete qua. Terminata questa avventura, si è lanciata in una nuova avventura che è stata quella della Ellen MacArthur Foundation, dalla quale è stato partorito questo slogan dell'economia circolare. No? L'idea è, io per girare il mondo in barcavela ho dovuto basarmi soltanto sulle mie risorse, sulle mie energie, su uno scafo estremamente leggero, estremamente piccolo, in cui dovevo farmi bastare quello che avevo, perché altrimenti non sarei mai arrivato in fondo. Ma la Terra è un po' come il mio trimarano, è un sistema chiuso, appunto, che può sopravvivere e può arrivare al traguardo e continuare il suo percorso di vita soltanto se impara a basarsi soltanto sulle risorse che ha a bordo. E le dinamiche che abbiamo visto poco fa ci dicono che l'umanità in questo momento non si sta basando sulle risorse che ha a bordo. Ora, il discorso andrebbe reso un pochettino più complesso, perché non possiamo limitarlo a un mero aspetto quantitativo di massa, no? Però guardando soltanto la massa, ciò che entra e ciò che esce nel nostro sistema economico e ciò che rimane dentro, usando un grafico come questo, vediamo l'essenza del problema, no? La nostra è un'economia che preleva un sacco di risorse dall'ecosistema, le utilizza, le restituisce all'ecosistema sotto forma di scarti, ne rimette in ciclo soltanto una piccola parte. Questo è esattamente il contrario di quello che fanno gli altri processi biologici di qualsiasi altro essere vivente, che invece sono in simbiosi gli uni con gli altri e possono caratterizzare un sistema in cui tutto quello che si usa, quello che viene scartato dall'uno diventa la materia prima dell'altro, in un sistema che si alimenta e si riproduce continuamente usando come unico input esterno l'energia solare. Quindi la nostra è l'unica economia che produce rifiuti invece che scarti. La differenza fra gli scarti e i rifiuti è quella che i rifiuti sono appunto qualcosa di cui la natura, altri esseri viventi non sanno cosa farsene, anzi abbiamo il problema di sapere dove metterli, perché se non li mettiamo nel posto giusto rischiamo pure che danneggino, interferiscano nei processi biologici degli ecosistemi terrestri, danneggiandoli pure, no? Quindi questo è un doppio impatto negativo che il sistema economico umano ha sulla natura, prima perché preleva risorse in quantità e quindi ha bisogno di stock sempre più grandi per soddisfare le sue necessità, ma poi anche i possibili effetti negativi che uno smaltimento incontrollato può causare. Quindi l'idea che viene dallo slogan dell'economia circolare è essenzialmente questa, no? Quindi da un'economia lineare
quella che noi economisti ambientali chiamiamo l'economia del cowboy, no? Quindi l'economia che si installa in un certo sistema territoriale ambientale, usa fino all'ultima stilla le sue risorse e si sposta un po' più in là quando queste sono terminate. Questa è l'economia lineare, no? Che preleva risorse naturali, elimina gli scarti e trattiene poco al suo interno. Quello verso cui dobbiamo andare, secondo MacArthur, è questa roba qui, quella che vedete a destra, no? Quindi un sistema che preleva meno possibile dall'ambiente, elimina il meno possibile sotto forma di scarti e fa il più possibile riuso della materia, dell'energia che produce attraverso un circuito di questo tipo. Tendendo quindi ad assomigliare il più possibile ai cicli biologici che caratterizzano gli altri esseri viventi. Dico subito che questa visione ha qualche caratteristica in più che dobbiamo forse imparare a far tesoro, no? Cioè, molto spesso questi discorsi vengono confusi con un discorso orientato alla decrescita, orientato a una sorta di cancellazione o passo indietro rispetto ai livelli di benessere materiale che abbiamo acquisito, come un ritorno, se vogliamo, a tecnologie precedenti a quelle della rivoluzione industriale, quindi in quanto tali meno impattanti, meno bisognose di risorse e così via. Invece quello della MacArthur è un discorso completamente diverso, è semmai una scommessa sul fatto che la via d'uscita alla crisi ambientale è una via d'uscita in avanti, non all'indietro. Cioè una via in avanti vuol dire affidata alla tecnologia, su un avanzamento tecnologico che ci permette di fare di più con meno, ma comunque continuando a basarsi su un modello industriale di economia di mercato senza il quale l'innovazione tecnologica, l'avanzamento tecnologico e tutto quello che ne consegue non si verificherebbe, no? Quindi l'economia circolare è una scommessa su un modo diverso di fare PIL. Non è un discorso contro il PIL, se vogliamo, no? Per dirla con una battuta, io posso creare PIL sia producendo un ettolitro di vinaccio al metanolo, di vinaccio cattivo, sia producendo una bottiglia di Barolo che prenderà 3 bicchieri sulla prossima guida del Gambero Rosso. No? Magari il costo di produzione è lo stesso, da una parte abbiamo un ettolitro, dall'altra parte abbiamo un litro, però il benessere dell'umanità sicuramente ne risente più positivamente nel secondo caso, anche se in termini di PIL, in termini di valore monetario, il valore sarebbe lo stesso. In pratica cosa significa questo? Come facciamo a uscire, a passare dall'economia lineare dell'usa e getta all'economia circolare? L'economia circolare implica tutta una serie di possibili passaggi che vedete che ovviamente partendo dalla coda, no, significano innanzitutto quando devo disfarmi dei rifiuti cercare di farlo in modo da recuperare l'energia che questi contengono bruciandoli o la materia che questi contengono trattandoli per esempio per ottenere materiali da costruzione o cose del genere. Significa avviare i rifiuti a riciclo quando possiamo rigenerare materiali simili a quelli di partenza, no? Ma in realtà il discorso è molto più ampio e molto più interessante, se vogliamo, se risaliamo lungo questa scala, no? E qui chi parlerà dopo di me vi offrirà un esempio interessante di cosa questo vuol dire, no? Quindi prima ancora che i beni diventino rifiuti, noi possiamo pensare di utilizzarne alcune componenti per ottenere nuovi prodotti, possiamo utilizzare parti di ricambio che vengono inserite all'interno di un oggetto, di un prodotto, di cui però posso conservare in buona parte gli involucri esterni, i motori e le parti che possono continuare a funzionare dopo aver sostituito quelle che non funzionano più, no? Risalendo ancora di più possiamo pensare che un prodotto giunto a fine vita può essere, si dice, fare il revamping, no? Rinnovato, per renderlo nuovamente atto all'uso senza farlo diventare prima un rifiuto. Può essere aggiustato, il vecchio motto dei nostri nonni, ripara e risparmi, no? Che per i nostri nonni aveva un significato
diverso, però per i nostri nonni ripara e risparmia era un modo per risparmiare le cose, perché le cose erano preziose. Nel nostro caso noi non abbiamo una penuria di cose, non abbiamo una penuria di materie prime, ma abbiamo semmai la necessità di utilizzare in modo più efficiente la materia e l'energia per impattare di meno sul clima, per impattare di meno sul suolo, per impattare di meno con i danni generati dal fine vita dei prodotti. No? Quindi, quindi a monte ancora possiamo pensare di aumentare l'efficienza nell'uso dei materiali riducendone l'uso, per esempio rimpiazzando certi prodotti con dei servizi che svolgono funzioni simili. Provate a pensare per esempio a quello che accade quando voi comprate una lavatrice o un televisore, no? Voi, per avere una certa funzione d'uso nella vostra casa comprate un oggetto, il quale oggetto ha un certo ciclo di vita, terminato il quale questo oggetto diventa un rifiuto di cui dovete disfarvi quando comprerete l'oggetto nuovo. Immaginatevi di sostituire questo bene con un servizio. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Zanussi, l'Electrolux, invece di vendervi una lavatrice, vi vende un servizio di lavaggio panni a domicilio e questo servizio si avvale di un oggetto che si chiama lavatrice che l'Electrolux vi presta, vi mette a disposizione, ma si impegna a garantire che funzioni, si impegna ad aggiustare se si rompe, si impegna a sostituire nel caso in cui non sia possibile aggiustarlo, rimanendo proprietario dell'oggetto che viene messo nella vostra casa. Che cos'è che cambia? Apparentemente nulla, no? C'è sempre una lavatrice nel vostro sgabuzzino che voi fate andare avanti per lavare i panni, ma una cosa fondamentale è cambiata, che la responsabilità di quello che accade a questa lavatrice a fine vita non è più vostra, ma è dell'Electrolux, la quale quindi avrà tutto l'interesse del mondo a progettare lavatrici che sono più facili da smontare, visto che smontarla è affar suo, e magari potrà anche scoprire che una volta che la scocca della lavatrice è disegnata in un certo modo, potrò inserirci il cestello o i circuiti elettronici in un modo che mi permette di non buttare via l'intero manufatto, ma soltanto le parti che non funzionano più. No? Quindi, come vedete, dall'R10, recupero di energia, fino all'R0, cioè il fare a meno del bene, della materia, perché possiamo soddisfare la nostra esigenza con qualche cos'altro, anche radicalmente diverso, con un servizio completamente diverso, c'è un'intera gamma di possibili azioni, che quindi come vedete, no, quindi, questo è un altro punto importante. Se noi quindi concepiamo il tipo di intervento che dobbiamo fare per trasformare la nostra economia in questo modo, ci accorgiamo che quello dei rifiuti non è più un problema che si viene a generare alla fine del ciclo e di cui una volta che si è generato non possiamo fare altro che decidere in che modo smaltirli. No? È un problema che si affronta lungo la filiera a partire dalle scelte che vengono fatte molto a monte, quali materiali uso, il design dei prodotti, in che modo li vendo, in che modo li trasporto, in che modo organizzo la logistica. No? Quindi soltanto agendo molto a monte lungo la catena del valore io posso aumentare i gradi di libertà che mi permettono di immaginare esiti e destinazioni diverse per i rifiuti che ho prodotto. Quindi è un gioco di squadra. È un po' come un'orchestra che deve suonare una musica nuova, no? che quindi ha bisogno di c'è bisogno di una grande quantità di azioni che singolarmente ogni anello della catena del valore deve mettere in campo, ma queste azioni devono incastrarsi l'una con l'altra per poter avere un senso e per poter produrre un esito di questo tipo. No? Questo significa per esempio ragionare in termini di simbiosi industriale. Quello di simbiosi è un termine che viene preso a prestito dalla biologia. Gli esseri viventi sono fra loro in simbiosi appunto quando gli scarti di un organismo vengono utilizzati come carburante o come materia prima da un altro organismo. In questo caso gli organismi sono i cicli produttivi, quindi più noi riusciamo a immaginare di incastrare i diversi cicli produttivi mettendoli appunto in simbiosi l'uno con l'altro, più questo tipo di percorso sarà possibile. Quindi
è un grande gioco di squadra, ripeto, è una grande azione collettiva che per mettersi in moto ha bisogno di anche di una certa dose di coordinamento e di indirizzo, e quindi chiama in causa prepotentemente l'intervento del soggetto pubblico, no? Ecco, e badate bene che no, vi faccio un esempio. Questo è sempre utilizzando il tipo di diagramma visto prima, il ciclo della plastica oggi nel mondo, no? Quindi adesso non stiamo a entrare troppo nei dettagli dei numeri, ma vedete chiarissimamente, no? Un modello di economia lineare in cui la materia prima è per quasi il 100% materia prima vergine. A fine vita, se va bene, la plastica viene riciclata, viene incenerita, se va meno bene viene messa in discarica, ma purtroppo spesso non finisce nemmeno in discarica, ma finisce direttamente negli oceani, trascinata dai si stima che la fetta più importante della plastica che è finita nei mari venga trascinata a valle dai grandi fiumi nei quali nei paesi in via di sviluppo soprattutto terminano in buona parte i rifiuti prodotti, no? Quindi se questa è la situazione e questo pochino qua è ciò che riusciamo a riciclare oggi, un domani potremo arrivare non è inimmaginabile arrivare a una cosa come questa, in cui vedete cosa è cambiato, no? In cui il feeding del processo produttivo, del processo industriale è sempre di più non la materia prima, ma si dice l'urban mining, no? La miniera urbana, tutta la plastica che è giunta a fine vita e convenientemente raccolta, trattata e riciclata può ridiventare alimento per nuovi processi produttivi, no? Quindi una cosa del genere, ripeto, non è fantascienza. E uscendo un attimo dall'esempio della plastica, ma allargandolo alla mobilità, agli edifici, alla produzione di energia, si tratta non solo di tecnologie già in nostro possesso, ma si tratta spesso anche di tecnologie molto antiche. Provate a pensare alle case passive, agli edifici costruiti a consumo zero, con materiali che oggi noi non usiamo più perché erano diventati antieconomici, il legno, la pietra, no? Ma che in realtà sappiamo usare benissimo, no? È un paradosso, quasi, un ritorno all'età della pietra che fu la più antica, il più antico materiale utilizzato dagli umani, no? Per parlare di età della pietra a noi ci evoca preistoria e sottosviluppo. Oggi potremmo tornare in una nuova età della pietra, riscoprendo modelli tecnologici che pensavamo di aver messo completamente in soffitta. Quello che vedete qui sotto è un impianto solare termodinamico, no? Un impianto che potrebbe fornire energia elettrica in quantità smisurata e illimitata, oltretutto giorno e notte, perché grazie alle tecnologie oggi esistenti è possibile disporre di fluidi che si riscaldano così tanto durante il giorno utilizzando gli specchi a concentrazione che raggiungono temperature così elevate che il loro raffreddamento notturno non è sufficiente a produrre tutta l'energia che serve anche durante la notte, no? Cose di questo genere sono già, voglio dire, alla nostra portata, si possono fare. C'è chi sostiene che noi potremmo tranquillamente aumentare di 5 volte i livelli di efficienza energetica utilizzando tecnologie che sappiamo già utilizzare, quindi non si tratta di inventare la fusione nucleare, ma si tratta di utilizzare meglio cose che già sappiamo fare, e semplicemente se non le facciamo è perché in questo momento non c'è stata finora, diciamo, un'adeguata convenienza economica a farlo. Attenzione però che questo è un discorso scivoloso. Perché è scivoloso? Perché la convenienza economica non si misura qui e ora, perché dipende anche in buona sostanza dalle traiettorie che la tecnologia ha preso. Molte vie tecnologiche sono in astratto possibili, ma diventano molto difficili da mettere in pratica e da riattivare, semplicemente perché attivare da zero una filiera significa, come dicevo prima, fare un gioco di orchestra, no? Quindi in cui tantissimi soggetti devono modificare il modo con cui lavorano, il modo con cui interagiscono gli uni con gli altri, e questo non si può fare facilmente dalla mattina alla sera. Quindi alla domanda si può fare, la tecnologia ci ha già risposto sì.
Al fatto che si possa fare, alla domanda se è opportuno farlo, quindi la risposta non è così scontata. Non è così scontata appunto perché le traiettorie tecnologiche sono caratterizzate da forte inerzia, ma anche perché tutti i processi biologici, ma anche tutti i processi produttivi che noi possiamo immaginare di effettuare, sono soggetti a quella che noi economisti chiamiamo la legge dei rendimenti decrescenti. Cioè, io posso riciclare facilmente la carta che è più facile raccogliere o il vetro che è più facile raccogliere, già se voglio andare a raccogliere l'80, il 90, il 100% della carta andrò a scontrarmi con difficoltà maggiori, dovrò andare a sostenere dei costi più elevati, otterrò materiali di qualità più bassa, quindi questo rende il riciclo via via meno desiderabile man mano che ci avviciniamo al 100%, no? Ma una legge del genere vale anche per tantissimi altri processi come la generazione di energia e così via. Quindi è chiaro che esiste un limite, diciamo, oltre il quale non possiamo andare. Dopodiché, quello che l'analisi economica ci suggerisce, numeri alla mano, è estraggo proprio estraggo il sugo da questo discorso, è che sicuramente rispetto al qui e ora, rispetto al tipo ai livelli di efficienza materiale, efficienza energetica che abbiamo raggiunto fin qui, certamente un passo decisivo verso una maggiore efficienza energetica, una maggiore efficienza nell'uso dei materiali e quindi un aumento del riciclo, un aumento del riuso, eccetera, eccetera, tutte le R che abbiamo visto prima, è desiderabile. Fin dove sia opportuno spingersi, io non lo so. Però so per esempio che noi oggi in Italia mandiamo in discarica il 20 e passa per cento dei rifiuti, ne bruciamo poco più che altrettanti e ne ricicliamo ancora meno del 50, la direttiva europea ci pone un traguardo di raggiungere il 65% di riciclo e non più del 10% di discarica. Andare in questa direzione possiamo dimostrarlo, numeri alla mano, anche con la famosa analisi costi-benefici, no? È sicuramente un percorso desiderabile, che poi ripeto, dal 65 sia necessario arrivare al 75, all'85, al 95, questo è tutto da vedere, però intanto abbiamo un'agenda scritta per i prossimi 10 anni, no? Arrivare al 2030, al 2035 con questi traguardi fissati è sicuramente una strada ben indirizzata. Oltretutto questo è anche un tipo di percorso, un tipo di evoluzione che può essere portatore di grandi benefici per le nostre economie in un'ipotesi di vantaggio competitivo rispetto alle altre economie del mondo. La nostra, quella europea e quella italiana sono economie povere di materie prime, per esempio, che hanno sempre avuto bisogno storicamente di procurarsele dall'esterno, quindi investire nei settori della green economy significa anche investire nelle cose che sappiamo fare meglio, quindi dare un potenziale vantaggio competitivo al Made in Italy, al Made in Europe. Però tutto questo con la consapevolezza appunto che, come dicevo prima, il principale ostacolo che dobbiamo affrontare in questo momento è quello dell'inerzia tecnologica, no? Quelli che noi chiamiamo costi di transazione, sono i costi che dovremmo sostenere per riorientare il sistema produttivo da una logica lineare a una logica di tipo circolare, il che significa per esempio che per superare questo collo di bottiglia dobbiamo inventarci delle strategie, delle soluzioni nuove. Una fra queste abbiamo già imparato a conoscerla con grande efficacia, pensate al caso degli imballaggi, pensate al caso degli pneumatici, pensate al caso degli oli usati o delle batterie, faccio soltanto alcuni esempi, sono tutti flussi di materiali che basandosi su questo innovativo concetto di responsabilità estesa del produttore, quindi assegnando ai produttori
obiettivi e obblighi da raggiungere in termini di riciclo, in termini di riuso, in termini di riduzione alla fonte e così via, responsabilizzando i produttori, hanno permesso di conseguire risultati molto, molto positivi. Si pensi ad esempio soltanto al fatto che nel caso degli imballaggi noi oggi ne ricicliamo una frazione piuttosto consistente e in Italia siamo già per alcuni imballaggi ben oltre i livelli che sono prescritti dalla direttiva. Soltanto sulla plastica siamo un pochino più indietro, come peraltro altri paesi europei, no? Quindi, il che significa che questo strumento ha dato una grande mano. Dopodiché, ecco, vedete che questo grafico ci mostra come un paese come la Germania, per esempio, un paese leader da questo punto di vista, è riuscito a raggiungere il traguardo di scarica zero. Questa parte azzurra del grafico è la discarica, quella arancione è l'incenerimento, senza recupero di energia o con recupero di energia, e poi abbiamo il recupero di materia vero e proprio, no? Vedete che la discarica, che era quasi, scusate, aiuto, è suonato, quindi vuol dire che il tempo a mia disposizione è finito, ma cerco di arrivare subito alle conclusioni. La discarica che è stata, dicevo, azzerata nell'arco di 10 anni, questo è stato possibile grazie a un mix che è abbastanza chiaro, si vede abbastanza chiaramente qui, no? 2/3 circa di recupero di materia e 1/3 circa di recupero di energia. Questo è un po' il mix che caratterizza tutti i paesi che hanno già raggiunto un traguardo di economia circolare come quello che ci viene posto dalla direttiva europea. Vedete che in questo grafico lo vediamo ancora meglio, questo cerchio, questo ovale verde racchiude tutti i paesi che hanno già portato il loro impiego della discarica al di sotto del 10%, e vedete che che è il numero che vedete qui fra parentesi, e vedete che qui abbiamo su un asse il recupero di materia, sull'altro asse il recupero di energia attraverso l'incenerimento, e vediamo che con proporzioni variabili, ma la compresenza di queste due soluzioni c'è un po' in tutti i paesi. Quindi questo è un modo per dire anche, salto un bel po' di cose, che in questo momento perlomeno il traguardo a medio termine che noi possiamo pensare di raggiungere chiamando l'economia circolare non è certamente l'azzeramento dei rifiuti o qualcosa che gli assomiglia, ma uno scenario di quel genere lì. Poi, ripeto, si può discutere se il 60, il 65 o il 70, ma comunque questo significa, la direzione è abbastanza chiara. Quindi, per concludere, l'economia circolare che cos'è? È innanzitutto, impariamo a capire che l'economia circolare è un traguardo e una direzione di marcia, è un po' come la stella cometa per i re magi. I re magi seguono la stella cometa, quindi un qualche cosa che gli indica la strada, ma non perché vogliano andare sulla stella cometa, ma perché vogliono andare a Betlemme. Quindi cosa sia Betlemme è probabilmente in questo momento per noi Betlemme è un sistema in cui i livelli di efficienza energetica e di efficienza materiale migliorano significativamente, ma senza che questo significhi necessariamente a breve perlomeno l'azzeramento dei rifiuti, e quindi questo significa che gestire i rifiuti, continuare a metterci i guanti di gomma, come dico nel mio libro, è una cosa che dobbiamo pensare di continuare a fare, no? Se noi ci illudiamo che economia circolare significhi trasferirci a pie pari nel paese dei balocchi o nel paese di Heidi, rischiamo di commettere un errore imperdonabile, anche perché i rifiuti che continueranno ad esistere, a quel punto, a forza di negarne l'esistenza, finirà come col proibizionismo negli anni 30, no? che a occuparsene sarà la criminalità organizzata invece che i sistemi di gestione, autorizzati. Secondo punto, qui ho usato questa celebre immagine che viene da un quadro di Escher, no? L'economia circolare è detta come viene detta da Ellen MacArthur, quindi è raffigurata come l'abbiamo raffigurata nei grafici visti prima, è sicuramente un'utopia. È un qualche cosa che possiamo pensare di raggiungere forse molto in là nel tempo, ma che in questo momento è
è sicuramente irraggiungibile. Dopodiché le utopie nella storia hanno sempre giocato un ruolo molto importante. Se non avessimo avuto le utopie probabilmente saremmo ancora fermi all'età della pietra, no? Quando io ho cominciato a occuparmi di rifiuti, ahimè, quasi 40 anni fa, nessuno credeva seriamente che si potesse pensare di riciclare più del 10-15% dei rifiuti, no? E si faceva la cosa differenziata così per far contenti i verdi, ma nessun gestore dei rifiuti pensava che si potesse fare altro che realizzare impianti per poterli smaltire, no? Oggi, ripeto, grazie all'innovazione più organizzativa che tecnologica, quindi grazie al fatto che siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di logistica inversa molto efficiente grazie alla responsabilità stessa dei produttori, nessuno si meraviglia più che possiamo raggiungere livelli di riciclo anche appunto del 65-70% della materia considerata. Attenzione che però, appunto, insisto su questo, non è solo tecnologia, ma è prima ancora che la tecnologia è un problema di organizzazione industriale, di divisione del lavoro, di catene della logistica, di simbiosi, appunto, no? E questo richiede strumenti giuridici appropriati per costruire questi sistemi di responsabilità, ma richiede anche uno sforzo da parte delle imprese nel ridisegnare questa organizzazione. Attenzione a questo, vi ricordate che lo farete anche voi questo gioco con le carte, no? Io lo chiamo il pampalugo, non so come lo chiamate voi, no? Attenzione perché l'economia circolare nasconde una grande insidia, no? Che è quella di cioè, insistendo oltremodo sul potenziale di recupero dei materiali, io posso quindi giustificare l'esistenza di tutta una serie di attività economiche che campano riciclando rifiuti, ma campare riciclando rifiuti vuol dire anche spostarli, trasmetterseli, venderseli gli uno con gli altri, spostarli da una fase produttiva all'altra e così via. Lungo questo percorso quello che accade potrebbe anche non essere così bello come riteniamo, quindi dietro la patina o dietro il paravento di un'attività onesta che afferma di riciclare i rifiuti, molte volte ritroviamo appunto attività che li smistano in modo assai poco corretto, no? Quindi indirizzandole verso i paesi poveri, per esempio, o indirizzandole verso attività che di riciclo hanno solo il nome, ma di fatto sono delle forme di smaltimento non autorizzate, no? Quindi attenzione anche a questo punto qui. Dopodiché, ecco, dicevo prima è un'utopia, sì, è un'utopia, però attenzione, dobbiamo anche essere fiduciosi, no? Solo pochi anni fa Napoli era questa cosa che vedete qui in queste immagini, di cui forse qualcuno di voi avrà ricordo, no? Oggi Napoli è uscita dall'emergenza rifiuti, non del tutto perché c'è ancora qualche brutta eredità di quegli anni, in particolare i milioni di cosiddette ecoballe che non si sa dove mettere, però grazie all'impiantistica, grazie a una serie di scelte oculate, l'emergenza rifiuti napoletana è finita e Napoli oggi può a tutti con piena, diciamo, può in modo totalmente legittimo rientrare nella comunità dei paesi, dei territori per bene, diciamo. Ci vuole pazienza, questo è un altro punto, no? Cioè, non possiamo pensare di volere tutto e subito, dobbiamo darci traguardi impegnativi, certo, sfidanti, certo, però non possiamo immaginare di volere tutto e subito, il che significa anche che non possiamo storcere troppo il naso quando il piano del governo per il recovery fund ci accontenta soltanto fino a un certo punto, quando noi vorremmo che, no, tutte le risorse fossero concentrate nella costruzione di un mondo che pensiamo essere realizzabile domani mattina, no? La strada è lunga e lungo questa strada lunga dovremo ancora per molto tempo convivere con una serie di tecnologie, di impianti che magari non ci piacciono tanto, non ci piace avere come vicini di casa, ma senza i quali non possiamo pensare di andare molto lontano.
Ecco, chiudo con alcuni flash, no? Innanzitutto, cioè, evitiamo di usare l'economia circolare come pretesto per andare a imporre ovunque un modello di economia, un modello di produzione, un modello di consumo che magari accontenta accontenta la nostra ideologia, come quella di questo signore con lo zainetto che c'è scritto Save the Planet qui, no? E che in nome della sua ideologia cerca di insegnare a questa povera donna dell'Africa subsahariana come non usare le bottiglie di plastica, no? In secondo luogo, cerchiamo di capire, l'economia circolare, come dicevo prima, è uno slogan, no? Quindi gli slogan servono a vendere un'idea, a comunicare con facilità un concetto, però a patto di non essere presi alla lettera. Appunto, no? La ruota serve a muovere i carri, se invece usiamo, se invece non capiamo a cosa serve, rischiamo di fare come questo signore dell'età della pietra, appunto, che pensa di aver fatto un'innovazione inventando la ruota quadrata e poi la ruota triangolare, in quanto in questo modo si eliminano i sobbalzi, no? L'economia circolare non diventi un'ossessione, non diventi come spesso vedo fare anche purtroppo dalle istituzioni della Commissione europea, che tendono a usare indicatori che sono troppo, a mio avviso, dominati da una visione letteralista, manichea, ideologica di questo concetto, no? Magari utilizziamo l'economia circolare come un pretesto per ripensare il nostro modo di stare al mondo, come ho scritto qui, cioè potremmo scoprire che utilizzare l'energia in modo più consapevole, che utilizzare i materiali in modo più consapevole e così via è semplicemente qualcosa a cui non avevamo ancora mai pensato, ma una volta che ci abbiamo pensato, questo ci porta a vivere meglio e a fare le cose meglio, evitando di cadere in una quantità di trappole in cui siamo caduti fino adesso, semplicemente più per disattenzione che per reale necessità, no? Attenti al lupo, appunto, come dicevo prima, no? Facciamo attenzione ad evitare che un'affermazione troppo perentoria, troppo ideologica e troppo letterale dell'economia circolare, no? Non sia una scusa per lasciare che i venditori di patacche, come quelli che hanno promesso in lungo e in largo di poter gestire i rifiuti col modello rifiuto zero, si appropriano del sistema di gestione, ma essendo il rifiuto zero impossibile, con le conseguenze che prima vi dicevo. Ecco, per finire una battuta, no? Questa è la rotta che ha fatto Ellen MacArthur per fare il giro del mondo. È una rotta lineare o una rotta circolare? Se vista nel grafico sopra, sembra una linea retta quasi, no? Se vista col grafico sotto, la stessa identica rotta, vedete che non è altro che un giro in tondo intorno all'Antartide per poi ritornare al canale della Manica. Questo per dire che dobbiamo anche stare attenti a utilizzare gli indicatori giusti per valutare che cosa intendiamo per economia circolare, evitando di farci distrarre dall'ideologia del concetto e puntando al sodo, quindi cercando di avere una visione chiara di dove sta Betlemme, come nella figura che vi ho mostrato prima. È un compito che ci riguarda tutti, non possiamo pensare di cavarcela, no, ghigliottinando, immaginando che i colpevoli sono altri che vanno ghigliottinati e pensando a noi di potercela cavare soltanto con i monopattini e le borraccette. Ecco, dobbiamo essere pronti, per esempio, a capire che se l'efficienza dei materiali e l'efficienza energetica sono ciò che vogliamo raggiungere, un aumento spettacolare dei costi, dei prezzi di mercato di queste cose dobbiamo aspettarceli, quindi saranno
nostra bolletta elettrica raddoppierà, se il pieno di gasolio raddoppierà o triplicherà per mandare sul mercato le tecnologie che assomigliano di più da un punto di vista tecnico all'economia circolare, questo non dovrà meravigliarci. Ecco. È chiaro che questa è una trasformazione che avrà delle conseguenze molto importanti anche sulle nostre vite. Dobbiamo essere pronti a questo, però appunto non è detto che non ci guadagneremo, no? Anzi, se il costo dell'energia triplicherà, ma noi impareremo ad essere 3 volte più efficienti nell'uso dell'energia, alla fine ci avremo guadagnato, perché comunque spenderemo la stessa somma totale di prima per comprare un prezzo al kilowattora più alto, ma comprando meno kilowattora in sostanza per ottenerne gli stessi risultati. Ecco, io mi fermerei qui se siete d'accordo. Questa è la copertina del mio libro, da cui molti dei ragionamenti che ho cercato di svolgere qui sono contenuti e sviluppati forse in modo un pochino meno caotico e più facile da comprendere. E dicendo questo mi fermo e vi ringrazio. Grazie mille professore per la presentazione. Eventualmente, se qualcuno tra le persone che ci sta ascoltando avesse delle domande, può lasciarle in chat oppure può tenerle per la parte finale. E approfitto, sì, a questo punto cedo la parola al dottor Cadez per la parte appunto sul portale del riuso. Grazie, allora vediamo di condividere. Allora, chiaramente il mio è un intervento molto più terra-terra, anche perché si passa appunto dagli aspetti teorici a degli aspetti, diciamo così, concreti, pratici, parlando appunto del portale del riuso, che può essere considerata un'applicazione locale di economia circolare. Ora, senza veramente andare a riprendere, questa presentazione era pronta anche per altri motivi, quanto ha già illustrato il professor Massarutto, quello che mi importa è ovviamente mettere in evidenza che rispetto allo schema dell'economia circolare, il portale del riuso, come dice la parola stessa, si inserisce in questa fase, no? Della ciclicità, no? Quindi a seguito della distribuzione dell'uso noi ne facciamo un riuso di alcuni beni, mediante quindi appunto l'estensione della vita operativa di beni che altrimenti andrebbero gettati. In particolar modo focalizzandoci su che cosa? Sui rifiuti elettronici, elettrici ed elettronici, che comunemente sono individuati con la sigla RAEE. E sono un problema serio perché ne produciamo quantitativi esorbitanti. Secondo uno studio della Global Waste Monitor del 2017, l'anno precedente sono stati prodotti 45 milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, pari al peso di, pensate un po', 4.500 torri Eiffel. E ovviamente un quantitativo che continua a crescere, tant'è che le proiezioni per il 2021 parlano di 50 milioni di tonnellate, quindi un problema serio. Ora, va detto che la nostra università è un sistema di gestione non solo strettamente conforme alla normativa, non è che noi prendiamo i rifiuti e li buttiamo in mare, è un sistema di gestione estremamente efficiente. Certo è che capita che comunque beni e attrezzature che non sono più necessarie, in particolar modo per le finalità di ricerca o di didattica, cosa succede? Vengono chiuse nei magazzini, restano lì per qualche anno e poi vengono smaltite. E questo riguarda in particolar modo la componente elettronica, parliamo in particolare di computer, no? Che non vuol dire che non possono essere comunque utilizzabili da altri con minori esigenze, no? Questa è una cosa interessante. E quindi ci siamo accorti di questa cosa qui. Questo è il magazzino di Via Sondrio, che è stato da poco smantellato, anche grazie appunto alle azioni del portale del riuso, nel quale ovviamente venivano accumulate grandi quantità di beni. Non ci sono ovviamente solo computer e monitor, ci sono anche armadi e quant'altro, mobilio, che potrebbero, potevano e potranno essere utilizzati da altri. E ce ne siamo accorti, ci siamo accorti di questa cosa qua, e considerando che nel 2016 la nostra università è entrata a far parte della rete delle università per lo sviluppo sostenibile, la RUS, abbiamo voluto
iniziare a mettere in piedi delle iniziative concrete. Ed è nato quindi il portale del riuso, con un percorso in realtà fatto di diverse tappe, perché è partito nel 2016 con la definizione preliminare di che cos'era, perché inizialmente non era ancora ben chiaro, la realizzazione del sito internet, in particolar modo da parte del nostro collega Andrea Brunetta dei servizi informatici d'Ateneo. Abbiamo poi ovviamente individuato anche uno spazio fisico per depositare i beni. Abbiamo definito delle linee guida procedurali che sono state approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, una procedura interna e infine ovviamente dei volontari con cui operare, perché ricordiamocelo, lavoriamo sostanzialmente con i volontari e possibilmente a breve anche con dei tirocinanti, quindi se c'è qualcuno interessato può alzare la mano in seguito, no? E individuando una procedura interna appunto molto speditiva che ci consente di, conoscendo il bene, di farlo trasportare al magazzino e quindi di poterlo poi valutare e schedare. No? E dicevamo appunto, c'è il portale del riuso, in realtà ha una componente software che è il portale vero e proprio, che dicevamo è stato sviluppato dai nostri servizi informatici. Lo potete trovare a riuso.nude.it senza il www davanti, che consente sostanzialmente che cosa? Di pubblicare, analogamente a un sito di commercio online, di pubblicare gli oggetti in dismissione, è sostanzialmente un catalogo che però consente anche di poter gestire l'accreditamento da parte delle strutture. Il nostro portale, per decisione dell'Ateneo, è orientato a chi? Sostanzialmente alle scuole, quindi alle scuole della nostra regione, e ai cosiddetti enti del terzo settore con la nuova denominazione, ovvero quelle che sono sostanzialmente le associazioni di volontariato, promozione sociale, che sono iscritte nei registri regionali o nel futuro registro unico del terzo settore nazionale, no? E funziona così, che sostanzialmente quando un bene viene pubblicato sul portale, i primi 15 giorni la priorità viene data alle scuole, quindi solo le scuole possono prenotare il bene. Dopo i 15 giorni i beni sono prenotabili anche da parte delle associazioni. Questo perché? Perché si è voluto ovviamente dare priorità alle scuole in quanto enti pubblici, no? Quindi vuol dire dando priorità anche a chi probabilmente ha anche maggiori necessità, come vedremo. Il portale, come possiamo osservare, questa è una schermata del sito, è sostanzialmente un catalogo. Qui chiaramente rispetto a un sito di e-commerce non vendiamo nulla, il catalogo aperto può essere sfogliato da chiunque, così può anche valutare se trova qualcosa di utile. Ci sono dei filtri che ci permettono ovviamente di classificare i vari beni in base alla tipologia, quindi informatica, mobilio, suppellettili, telefonia, eccetera, e quindi poi di andare eventualmente a selezionare il bene che ci interessa. Ogni oggetto viene caricato e è sostanzialmente dotato di una propria scheda informativa con le caratteristiche del bene, ecco. Ovviamente c'è anche la procedura di accreditamento, nel senso che non accettiamo candidature senza fare prima una verifica, quindi, e la cosa bella è che si tratta di una procedura estremamente snella, non ci sono moduli, non c'è niente di cartaceo, ci sono solo questi 8 campi da compilare, noi riceviamo, verifichiamo la corrispondenza dei dati, in particolar modo dell'email istituzionale o nel caso delle associazioni l'effettiva iscrizione ai registri, e a questo punto noi abilitiamo questi enti, li abilitiamo e quindi sono in grado di poter fare le prenotazioni all'interno del portale. Chiaramente il portale ha anche il cosiddetto back-end, cioè la parte amministrativa che ci consente di fare che cosa? Ci consente ad esempio di gestire i beni, dall'altra parte ci consente di gestire ovviamente gli enti iscritti, banalmente c'è quello che ti scrive perché ha perso la password, e ovviamente la gestione degli oggetti che interessano i vari beni, anche i vari enti, anche perché ricordiamocelo cosa succede, che quando le graduatorie, diciamo così, si aprono, le prenotazioni avvengono in ordine cronologico ovviamente, quindi ci sarà chi arriva per primo ed è quello che porterà via il bene in oggetto, quindi
nel caso della stampante di prima, la scuola X arriva per prima, noi abbiamo ovviamente un elenco cronologico con data, ora, minuti, secondi, sappiamo chi è arrivato per prima e quindi quell'ente è quello che si è aggiudicato quel determinato bene, salvo che vi rinunci. Ecco. Chiaramente la componente software vede dall'altra parte anche la componente hardware, in questo caso abbiamo il magazzino del riuso che si trova di fronte ai Rizzi, nei locali della centrale termica, ed è uno spazio abbastanza ampio. Il magazzino quindi ci consente di avere un buffer dove poter tenere i vari beni, abbiamo dei banconi dove poter disporre i computer per poter ovviamente fare i test, perché noi ovviamente doniamo beni che funzionano. I beni vengono verificati ovviamente, no? Vengono verificati, puliti e schedati. Un caso particolare che riguarda le attrezzature informatiche, in particolar modo i computer, dove abbiamo dovuto definire una procedura. Perché? Perché bisogna innanzitutto capire che cosa abbiamo davanti, quindi il computer, il modello, CPU, RAM, eccetera, che sono ovviamente informazioni che vengono messe poi caricate nella scheda. Bisogna verificare difetti fisici, questa è la cosa più semplice, verificare un funzionamento in via speditiva per capire se ci sono dei problemi hardware evidenti. Noi eseguiamo una cancellazione sicura dei dati, una procedura che si chiama wiping, che garantisce che non ci siano dati, informazioni personali lì sopra, che potrebbero ovviamente essere involontariamente cedute a chi prende il bene, no? E infine il caricamento sul portale della relativa scheda. Alcuni risultati. Diciamo che a livello regionale ha avuto un ottimo successo, perché in due giornate di donazione, allora innanzitutto i numeri di chi si è iscritto, 71 associazioni e 32 scuole. Tra le scuole ci sono ovviamente sia scuole superiori, che sono quelle che spesso hanno maggiore interesse soprattutto per i computer, ma non solo, abbiamo anche alcuni istituti comprensivi e scuole elementari singole. Cosa abbiamo donato? Attualmente, se ho fatto bene i conti, perché abbiamo una lista molto lunga, abbiamo donato 26 monitor, 52 computer portatili, 7 computer fissi. L'asterisco sta a dire che in realtà ne abbiamo un centinaio di computer, dobbiamo contarli, che sono appena arrivati in magazzino e che quindi sostanzialmente bisognerà attuare quella procedura di verifica, censimento, pulizia dei dati, e che quindi sono prossimi a essere regalati. 9 stampanti, di cui 4 multifunzione, 19 tablet e 35 mobili. Mobili in senso lato, perché dentro c'è un po' di tutto in sostanza, scrivanie, sedie, cattedre, ovviamente anche scaffali e quant'altro, ecco. E anche sulla stampa locale, regionale, abbiamo avuto un notevole successo, insomma, ecco, sono in tanti che sono venuti a chiederci informazioni. E anche i riscontri da parte delle scuole, l'ultima volta quest'estate abbiamo fatto anche delle interviste, i riscontri erano estremamente positivi. Mi avvio alla conclusione. Da progetto locale a nazionale. Allora, innanzitutto si sta cercando di capire come estendere l'uso del portale ad altri enti pubblici locali, a partire dalla regione. Perché? Perché questo può diventare, e questa era anche nella mia idea, che potesse diventare uno strumento, come dire, standard, per far sì che tutti gli enti pubblici, ma in realtà potenzialmente anche i privati, pensiamo alle grosse aziende che periodicamente cambiano computer, mobili, eccetera, possano eventualmente caricare i beni e rimetterli a disposizione, con una procedura che peraltro è anche, come dire, chiara, evidente, trasparente. Quello che è interessante è che ovviamente all'interno della RUS, dove ovviamente ci sono la maggior parte delle università italiane, è emerso che altre università, altri atenei avevano un'esigenza simile. Alcuni avevano già fatto delle donazioni sporadiche, però senza una procedura, un paio di volte l'avevamo fatto anche noi. Ebbene, quello che è emerso proprio recentemente è che sostanzialmente il nostro portale, quindi dal punto di vista software, sarà messo a disposizione anche di altri atenei italiani. Quindi sostanzialmente diventa uno strumento sistematico, no? Organico, che ci consente appunto di affrontare nel nostro piccolo chiaramente questo problema, no? E quindi si tratta sostanzialmente di un progetto che sicuramente è estremamente utile,
questo lo sappiamo proprio dai riscontri diretti di chi è venuto a prelevare i beni e del fatto che al momento le lamentele a distanza di mesi sono state zero, che ha evidenti valenze ambientali proprio grazie all'estensione della vita operativa di questi beni che altrimenti verrebbero buttati. Nel caso dei computer, piccola parentesi, sì, c'è un sistema di gestione. Cosa succedeva? Che una volta questi computer venivano impilati su dei pallet e poi sostanzialmente prelevati da ditte che si occupano dello smaltimento. Certo, c'è sicuramente un recupero dei materiali, però voglio dire, se un computer, anche nonostante abbia i suoi 5, 6, 7 anni di età, può continuare ad essere utilizzato in altri contesti con esigenze minori, magari con una distribuzione leggera di Linux, perché no? Piuttosto che buttarlo via. Ha delle valenze ovviamente anche sociali, perché appunto ci rivolgiamo a scuole ed associazioni che spesso hanno necessità di attrezzature ma non hanno le risorse per poterle comprare, e ovviamente una concreta applicazione dell'economia circolare. Se avete piacere e interesse potete ovviamente andare a visitare il sito internet, potete fare promozione ed eventualmente, se siete interessati a fare un tirocinio, insomma, siamo disponibili. Ecco, grazie. Grazie mille Luca per la tua presentazione di quella che è appunto il portale del riuso. È un'iniziativa virtuosa anche sotto molti punti di vista, mi verrebbe da dire, perché da un lato c'è l'aspetto soprattutto di riutilizzo dei materiali che l'università non utilizza più, ma anche il rafforzamento del legame tra università e territorio. È senza dubbio un'iniziativa virtuosa. E possiamo passare quindi all'ultima parte, alla fase conclusiva del nostro incontro, quella delle domande. Come ho detto prima, se i nostri ascoltatori, chi ci sta seguendo, ha delle domande, può sia intervenire direttamente alzando la mano, oppure scrivere la propria domanda in chat, ed eventualmente anche i nostri due relatori, i nostri due ospiti, possono fare una domanda all'altro se si sentono, oppure possono anche esprimere considerazioni o altri su quello che hanno sentito stasera. Da parte mia devo dire che le domande che mi ero preparato avete già risposto durante la presentazione, perché avevo intenzione per l'appunto di chiedere al dottor Cadez quali erano i prossimi passi che si pensavano riguardo al portale del riuso, quindi eventuali progetti per il futuro, e poi se nell'ambito della RUS, quindi c'erano delle iniziative simili e per l'appunto che riscontro si aveva avuto. No, però comunque... Sì, sì. Prego. Allora dicevo, sì, i passi prossimi in realtà sono quelli che ho detto, cioè noi a livello di Ateneo sicuramente proseguiremo, nel senso che appunto abbiamo già altri materiali che sono appena arrivati, altri che ne arriveranno prossimamente. Scuole e associazioni, cioè, sì, ne hanno bisogno, ce l'hanno confermato la scorsa estate. E no, la cosa più interessante secondo me è proprio questa, cioè il fatto di tornare magari alla carica con la nostra regione, ma qui insomma, questa è una cosa che segue direttamente il professor Amaduzzi, che è poi il responsabile formale del progetto, ma soprattutto il fatto che a livello nazionale possa diventare uno strumento appunto sistematico per queste cose qua e anche per altri enti, perché voglio dire, noi abbiamo già avuto l'interessamento di alcuni comuni, un paio, che hanno chiesto ovviamente di poter utilizzare lo strumento perché hanno dei beni magari un po' particolari, ma insomma, perché no, ecco, cioè nel senso, se funziona perché no. E quindi sì, sostanzialmente adesso vedremo prossimamente. So che appunto diversi atenei in Italia hanno chiesto di poter utilizzare lo strumento. Credo che nel giro di qualche mesetto avremo i risultati, nel senso dovremo probabilmente fare qualche piccola modifica al software, al portale, per permettere, insomma, però sostanzialmente lo strumento c'è. Una domanda che avevo per il professor Massarutto, ma Sì. a cui in parte ha già risposto, era invece qual è la situazione appunto dal punto di vista dell'economia circolare, sia vicino a noi, quindi in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Italia o nell'Unione Europea, se ci sono degli stati, diciamo, che si stanno impegnando di più, o appunto se si può fare una classifica a riguardo, noi come ci collochiamo, se ha senso farla. La domanda è molto opportuna e mi dà anche l'occasione per
per approfondire un po' meglio questo discorso. La risposta, come sempre, è dipende dagli indicatori che utilizziamo, no? Quindi se per economia circolare intendiamo quello che c'è scritto nel Circular Economy Package della direttiva dell'Unione Europea, per esempio, quindi gli obiettivi che vengono assegnati alla gestione dei rifiuti nei vari paesi, l'Italia non è messa male, devo dire, perché ho dato 2 numeri prima in cui ho detto che siamo ancora lontani dall'obiettivo della discarica zero, diciamo della discarica non zero ma non più di 10%, però siamo sulla buona strada. Non dimentichiamoci che 20 anni fa eravamo al 90%. Quindi noi in 20 anni siamo passati dal 90 al 20, 22, 23, insomma, con dei passi enormi. Come prima dicevo, i rendimenti decrescenti sono sempre in agguato, quindi passare l'ultimo 10% costerà sicuramente molta più fatica del passaggio dal 90 all'80%, però siamo sulla buona strada. Per il riciclo degli imballaggi o per altre filiere su cui si stanno costruendo sistemi di responsabilità estesa, siamo fra i primi in Europa. Tenete conto che quando la prima direttiva imballaggi ha dato all'Italia un target da raggiungere per il 2010, se non sbaglio, non mi ricordo che anno era, comunque l'Italia, caso raro, trattandosi del nostro paese, ha raggiunto questi risultati addirittura in anticipo rispetto a quelli che erano fissati dalla direttiva. Su alcune filiere come gli oli usati o gli pneumatici siamo stati fra i primi e i più capaci di muoverci. Sui rifiuti elettronici, per esempio, siamo un pochino più indietro. C'è da dire che appunto risalendo lungo la priority ladder, quindi passando dall'R10 all'R0 nella figura che abbiamo visto prima, gli indicatori da utilizzare sono molto più difficili da concettualizzare, no? Quindi come faccio io a stabilire un obiettivo, per esempio, in termini di riduzione alla fonte, o come faccio a stabilire un obiettivo in termini di innovazione nell'uso di nuovi materiali. I gradi di libertà di una misurazione di questo genere sono molteplici. Detto ciò, per esempio, se usiamo un altro indicatore, che è quello che misura con quanta intensità l'economia di un paese si è mobilitata per dar vita a iniziative che possiamo mettere sotto il cappello dell'economia circolare, qualunque cosa ciò voglia dire, ancora una volta l'Italia si presenta abbastanza bene. I miei colleghi di Ferrara, Massimiliano Mazzanti e il suo gruppo, per esempio, stanno lavorando molto su questo terreno, mostrando come in Italia, dal punto di vista dei brevetti, dal punto di vista delle start-up, dal punto di vista dei posti di lavoro creati, dal punto di vista del PIL associato e della crescita del PIL associata a questo sottosettore della nostra economia, vediamo che è uno dei settori più dinamici e più forti fra quelli emergenti nel nostro paese, e da cui possiamo aspettarci certamente delle sorprese positive. Quindi è chiaro che la mappa è un po' chiaroscuro. Se volete saperne di più e avere qualche dato e qualche elemento in più su cui riflettere, vi invito a leggervi gli stati generali della Green Economy che trovate sul sito appunto della Fondazione Sviluppo Sostenibile, dove con molti numeri viene anche, oppure anche un altro pensatoio molto attivo è quello che fa capo all'oggi ministro Giovannini, no? Diciamo l'ASVIS, l'Associazione Sviluppo Sostenibile, dove usando gli indicatori previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite si cerca un po' anche di misurare a che punto siamo noi oggi in Italia. La mappa è un chiaroscuro, ripeto, un po' macchia di leopardo. Sicuramente poi l'Italia, anche questo va purtroppo detto, no? L'Italia è stretta e lunga, ed essendo stretta e lunga vale più la media del pollo di Trilussa, cioè, ragionare di valori medi sull'Italia è sempre un po' pericoloso, ecco, no? Quindi dovremmo sempre abituarci a vedere l'Italia come un mosaico di tante realtà, alcune molto virtuose e altre viceversa molto meno. Però complessivamente il sistema paese si sta muovendo, e io credo che sia da salutare come qualcosa di positivo questo, perché al di là di tutto è il terreno su cui si misurerà la capacità di competere sui mercati nei prossimi 10-20 anni.
Non so se ho risposto esaurientemente alla domanda. Sì. Ha Vediamo se risposto qualcuno... perfettamente alla domanda e ci ha dato anche dei riferimenti per approfondire. Diamo ancora qualche secondo per vedere se ci sono delle domande o delle curiosità dell'ultimo momento. Vedo che si è unito anche Però Francesco Marangon, che saluto. Buonasera, grazie per il saluto e grazie per quello che avete raccontato. Se non ci sono altre domande, come mi pare di capire, mi permetto di avviare quindi questo incontro alla conclusione e quindi ringrazio ancora gli ospiti che abbiamo avuto qua con noi per quest'oretta, il professore Antonio Massarutto e il dottor Luca Cadez, per le loro presentazioni e per essere stati qua con noi. E ringrazio poi tutte le persone che ci hanno seguito in questa serata e colgo l'occasione per ricordare che per giovedì prossimo, sempre allo stesso orario, sempre alle 18:30, è in programma il 12° incontro del ciclo Il futuro è sostenibile, che in questo caso tratterà temi più legati all'aspetto energetico della sostenibilità. Sarà ospite la delegata del rettore della nostra università, la dottoressa Simeoni, appunto, per l'energia, e la dottoressa Simeoni, appunto, componente anche all'interno del gruppo della RUS che si occupa del tema energia. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative, appunto, sia della Commissione Sostenibilità, ma anche per tutti gli incontri del ciclo Il futuro è sostenibile, potete seguire su Facebook o su Instagram sia la pagina Uniut Sostenibile che quella del Consiglio degli Studenti. E detto questo, auguro a tutti una buona serata e ringrazio per essere stati qua con noi. Grazie a voi, è stato un piacere.